Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo la seconda regola del gioco, no? Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove abbiamo riattivato praticamente un gruppo che era un pochettino stand-by e quindi qui faremo anche delle sibille interattive. Il vostro Marietto alle 11 a random ogni mattina cercherà di essere presente con delle sibille interattive gratuite. E iscrivetevi anche nel diario di Hildegarda o Marietto Veneziano su Facebook, no? Poi vi voglio ricordare che abbiamo anche il gruppo in Telegram che in questo momento è stand-by, però continuano ad aggiungerci sempre persone ogni giorno. I link sono sotto qui in descrizione. Abbiamo anche il sito capitano.altruiste.org dove il vostro Marietto ha già dato più di 150.000 ebook dove ci sono i circuiti radionici, quadranti radiostatici e ci sono le istruzioni per poterli utilizzare. Quindi sono stati dati più o meno 2 milioni di circuiti quadranti, di circuiti radionici e quadranti radiostatici. Ricordo 20 anni fa più o meno che un veggente mi disse l'unico posto al mondo dove non arriveranno i tuoi ebook sarà al Polo Nord, ma per il resto coprirai il pianeta. Più abbiamo una sezione shop per chi vuole dei servizi di legare Marietto Veneziano, chiaramente a pagamento. Bene, guardiamo adesso la seconda regola importante in magia. Quando uno si avvicina all'esoterismo, ve l'ho sempre detto, è perché in gran parte, ha praticamente il fondoschina contro il muro, nel senso che li ha provati tutti, dottore, medico, avvocato, notaio, forze dell'ordine, e più che più ne ha più ne mette. La prima regola è il tempo, bisogna capire che ci sono dei tempi di attesa importanti, ma già, perché ci vuole questo tempo? Perché la seconda regola importante è capire gli errori per cui si è arrivati a quel punto lì. Di solito le persone che vanno dall'esoterista arrivano, no, speranzosi perché hanno seguito dei giullari di quote, dei suonatori di piffero, chiamateli poi come volete, che promettono in 3 giorni risolviamo, cioè cammini sull'acqua, in 28 giorni risusciti i morti, in 15 giorni trasformi il pane in vino, il vino in acqua, l'acqua in vino, insomma, quelle cose lì, no? Può capitare anche il colpo di fortuna, però voi vedete che ci sono chiese di Stato che perpetuano da millenni dei riti operativi ogni domenica. Oppure quando si sono resi conto che le egregore bisogna foraggiarle, hanno cominciato a mettere le persone anziane a fare il rosario. Ma la seconda regola importante è capire i propri errori, riuscire a capire dove si è sbagliato, dove si è sbagliato in quella determinata fase, dove si è sbagliato in quel determinato momento, chi ha creato questo, come si dice, movimento negativo per cui si corre dall'esoterista. Perché? Perché così quando l'esoterista inizia a fare praticamente l'operazione, il rito, quello che ha commissionato questa operazione deve incominciare da parte sua a raddrizzare il tiro. Potrebbe essere magari perché il adesso parlo di effetto di cuore, no? Magari il soggetto se n'è andato per il semplice fatto che la tipa, no? La moglie, la fidanzata o il tipo era pesante, macchiota, continuava a entrare nella vita personale, negli spazi personali del soggetto, allora chiaramente se non si raddrizza questo problema, no? Perché il soggetto se n'è andato perché non aveva più gli spazi personali per poter fare qualcosa, e lui torna tramite delle operazioni esoteriche e ritrova lo stesso problema, chiaramente la cosa va in pappa, no? Quindi quando si va dall'esoterista, la prima regola è il tempo, la seconda regola è capire l'errore perché si è arrivato a quel punto lì. Può essere anche il caso di gente che ha dei affitti, ha dei locali. Ipotizziamo che l'esoterista
risolto il problema, ma ipotizziamo che il tipo fa entrare inquilini senza magari un contratto, magari, o li sceglie di un determinato tipo di qualità di persone, no? E avrà sempre problemi. Perché? Perché chiaramente l'errore di base è non aver fatto un'indagine sulla scelta del soggetto. Oppure soggetti che si costruiscono castelli in aria con persone che camicamente non è per loro. E anche lì bisogna prima fare un'indagine approfondita radiostesica o magica o con le sibille o tarocchi e quant'altro. Quindi la prima regola è il tempo, aspettare che l'operazione magica compia il suo effetto e i suoi influssi. E la seconda regola importante è capire perché si è arrivati a quel punto lì di, come si dice, rottura, che ha creato il problema. E dopo monte ancora metterlo a posto. Quindi ci sono molte persone che vanno all'esoterista, vogliono risolvere il problema che hanno creato loro, ma non vogliono risolvere la base perché su cui è stato creato il problema. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e alla prossima pillola.